Ma quali sono i nomi che ha in mente Grillo? Io non lo so, non so rispondermi a questa domanda, perché non so dove possono andare a colpire, a chi tirare fuori. Ho sentito delle cose che neanche nei film di fantascienza tornano di nuovo figure incredibili. Probabilmente è un paese dove non serve neanche più il Presidente della Repubblica, non lo so. La Repubblica, mi spiegate che cos'è la Repubblica? Siamo in una Repubblica e noi vogliamo, come dicono tutti loro, vogliamo le stesse cose. Uno super partes che non abbia fatto già della politica dentro i partiti, che possa essere il garante, capito? Uno che firma qualsiasi cosa, non ha mai fatto il garante di nessuno. Qui ci sono 7 anni di presidente che non ha mai garantito nulla, se non ha garantito questo sfacelo del paese. Poi Beppe Grillo si è spostato qui nella sede di Libera in via 4 novembre per incontrare Don Ciotti e parlare di reddito di cittadinanza. Ma all'uscita torna sul Quirinale e rincara la dose contro il partito unico della nazione, quello di Renzi e Berlusconi, che votano insieme. Noi voteremo un presidente condiviso dai cittadini italiani, non da due associazioni come queste due finte associazioni che sono ormai due bande una contro l'altra.